Eder. Mech. Pallister. Conosco Liliana Resinovic da circa 6 o 7 anni. L'ho conosciuta tramite mio marito Franco, che è a sua volta amico di Sebastiano Visintin. Abbiamo un solido rapporto di amicizia, abbiamo condiviso varie esperienze comuni quali gite, pranzi e cene. Ho visto per l'ultima volta Liliana Resinovic sabato 11 dicembre in occasione della presentazione del libro sul baseball che ha scritto mio marito. Ci siamo visti nella sala comunale di San Lorenzo Isontino. Dopo quella mattinata abbiamo fatto una bicchierata in un locale del paese e quindi abbiamo condiviso un pranzo assieme in un agriturismo. Tornando poi a San Lorenzo Isontino siamo andati a casa di una coppia di amici dove c'era un gruppo legato al mondo del baseball e quindi ci siamo salutati verso le 19:00. L'unico momento in cui io e lei abbiamo chiacchierato con una certa calma è stato durante il pranzo. Abbiamo parlato del più e del meno ma non abbiamo mai toccato tematiche personali. Lei mi sembrava tranquilla e serena. Non ricordo nulla che fosse degno di nota o al di fuori della realtà. Con Sebastiano Visintin ci sentiamo con una certa frequenza. L'ultima volta l'ho sentito al telefono un paio di giorni fa. Nell'occasione abbiamo parlato di lui. Si trova in forte difficoltà nel gestire il quotidiano. Mi ha detto che ha staccato il frigorifero perché a suo modo di vedere non serve. Mi ha detto che ora mangia spesso fuori casa. Lui è piuttosto bravo a cucinare e lo faceva volentieri per Liliana. Il rapporto tra Visintin e Resinovic era buono. È una coppia affiatata ed equilibrata. Io sono stata tra le prime persone a scrivere sui social della scomparsa di Liliana. Il primo post sul tema l'ha fatto proprio Sebastiano. Aveva chiesto un pubblico aiuto nelle ricerche della moglie. Aveva inserito una piccolissima foto della moglie dove per mia valutazione personale lei era poco riconoscibile. A quel punto gli ho chiesto se mi autorizzava a fare un post con la stessa finalità e dopo il suo avallo, mi sono attivata e ho scritto a mia volta un post corredato di una foto di Liliana. Questo primo post l'ho quindi implementato con ulteriori piccoli dettagli. In risposta c'è stata una donna che mi aveva scritto di averla vista in autobus ma per una serie di dettagli era un'evidente segnalazione poco attendibile. Molti altri mi hanno scritto per avere a loro volta notizie. La notizia della scomparsa è poi stata ripresa anche dai media locali e nazionali e quindi il mio post ha perso il senso che aveva in origine. Ritengo di aver detto tutto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.